Partita affascinante ma comunque bagnata, quella tra Castrum Favara e Paternò, due squadre entrambe siciliane che stazionano appena sotto le magnifiche 5 del campionato di Serie D Girone I. Si gioca sotto la pioggia battente in un Bruccoleri che riaccoglie due grandi protagonisti della scorsa stagione in maglia giallo-blu, ovvero sia Mattia Retucci e soprattutto mister Gaetano Catalano. Con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano andiamo al film di questa partita che inizia subito con il Favara che ci prova con la conclusione dalla distanza di Vaccaro, che non scende in tempo per andare a complicare la vita al portiere ospite. Poi da questo calcio d'angolo, serie di trattenute, il direttore di gara non ha dubbi, concede calcio di rigore al Castrum Favara. Dal dischetto si presenta Sandro Baglione, che questa volta non sceglie il cucchiaio come ad Agrigento, sceglie la conclusione forte e potente che batte Mileto e porta in vantaggio il Castrum Favara, per la gioia dei presenti che hanno sfidato la pioggia al Bruccoleri. Ma non ci sta il Paternò che si fa subito cogliere in avanti, conclusione ribattuta, poi la palla che rimane lì alla fine allontana la difesa del Castrum Favara. Ancora attacco vivo per la squadra catanese con il cross messo al centro, il colpo di testa e la palla che finisce in fondo al sacco, il gol di Farignas sul cross pennellato da Flavio Francia. E dunque 1-1 al Bruccoleri con lo stacco perfetto del giocatore classe 98. Insiste, replica dall'altra parte il Castrum Favara con questo tentativo verso l'area di rigore, non riesce ad arrivare Nacho Varela. Poi azione sulla destra di Baglione che propone questo cross, la palla arriva al limite dove c'è la conclusione con il destro e la palla che si perde di poco fuori, l'ha provata Loduca dalla distanza, poi uscita all'improvviso allo scoperto da parte del Paternò con questa conclusione che si perde fuori da parte di D'Alessio. E poi calcio piazzato, trattenuta nel cuore dell'area, il direttore di gara, il signor Noce di Genova, non ha dubbi, altro rigore, questa volta dall'altra parte, e dal dischetto si presenta Angelo Guida che spiazza, scuffia e mette in rete 1-2, rimonta completata dal Paternò. Proprio prima della fine del primo tempo c'è spazio soltanto per questo calcio piazzato che però non trova sbocchi, allora si torna negli spogliatoi. Nel secondo tempo la reazione del Castrum Favara è veemente con questa giocata intanto col sinistro e la parata a terra da parte di Mileto sul tentativo di Palma, poi altra conclusione dalla distanza, questa volta deve smanacciarla fuori Giovanni Mileto, l'azione prosegue e poi tiro alto da parte di Lapiana che si dispera, si mangerebbe anche la maglia se potesse. Poi azione sulla destra con questa palla messa in mezzo e arriva la zampata più attesa, quella di Nacho Varela per la rete del 2-2. Esplode il Bruccoleri, esulta tutta la squadra del Castrum Favara per questo gol fondamentale per evitare la sconfitta alla formazione di mister Pietro Infantino, che dopo i 3 fischi emessi dal signor Noce porta a casa un punto importante per avvicinarsi sempre di più alla zona della salvezza tranquilla. Stessa cosa per il Paternò che però si mangia le mani per il vantaggio sprecato nel finale. Da Sportiside è tutto, alla prossima.